Stroncare sul nascere le violenze, va scongiurato il fenomeno dell'emulazione per risse e scontri. Linea dura del prefetto d'Arcopellos contro bulli e baby gang. Al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza si è detto favorevole a nuove forme di repressione per chi si abbandona alla violenza, soprattutto alla luce dei recenti episodi lungo il litorale, ma anche a Mestre Marghera. Da qui l'idea di istituire zone rosse a Chioggia e Jesolo, come già sperimentato positivamente a Venezia durante il Carnevale. Da sindaco ovviamente ho detto, anche insieme al sindaco di Jesolo, che siamo favorevoli ad introdurre queste zone rosse e in attesa appunto di questi tavoli tecnici, come Comune di Chioggia avrei individuato inizialmente intanto due aree. L'area che è di Piazzale Europa, da dove partono i pullman extraurbani che sono diretti a Padova. Ricordate che l'anno scorso avevamo avuto delle problematiche anche proprio di ordine pubblico in quella zona, proprio per tanti giovani che ritornano dalla spiaggia, che vanno verso Padova, Piove di Sacco, Legnaro, e creavano chiaramente delle tensioni non da poco, tant'è che poi il prefetto a livello di comitato si era deciso di creare un posto fisso interforze lì in Piazzale Europa nei weekend, proprio in concomitanza con gli orari di ritorno di questi giovani. Quindi al momento noi saremo pronti a chiedere due zone che poi ovviamente saranno da valutare successivamente anche in vista dell'estate. La sperimentazione partirà indicativamente dal 14 aprile e proseguirà fino al 5 maggio. Intanto il sindaco Armelao attende gli esiti delle analisi sullo sversamento di gasolio in laguna. Siamo in attesa dei risultati da parte di ARPAV e quindi se c'è una correlazione tra l'imbarcazione che era stata ritrovata dalla Capitaneria di Porto qui diciamo in laguna e se c'è correlazione tra l'idrocarburo ritrovato in più punti ovviamente della nostra città, dove c'è ovviamente la laguna, e lo sversamento che fuoriusciva appunto da quell'imbarcazione. Quindi la nave diciamo che era ferma a Marghera, a Venezia, lì non c'entra assolutamente con il ritrovamento che è stato fatto ovviamente nella nostra zona.